Una notizia bomba è appena esplosa sul mercato dei trasferimenti, da non perdere. Siamo qui per raccontarvi tutti i dettagli di questo trasferimento che potrebbe avere un impatto diretto sul Napoli. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del club. Ora, senza ulteriori indugi, andiamo al sodo. Il Napoli è interessato a Rasmus Højlund, ma vuole uno sconto. L'attaccante danese del Manchester United potrebbe essere in procinto di lasciare la Premier League dopo una stagione non esaltante. Il club partenopeo lo vede come possibile sostituto di Victor Osimhen, che dovrebbe lasciare la squadra a fine stagione. Secondo il quotidiano inglese Talksport, il consiglio di amministrazione del Napoli ha già mostrato interesse per il giocatore, ma non intende pagare tutti i 72 milioni di sterline, circa 84 milioni di euro, che lo United ha sborsato per prenderlo dall'Atalanta. Con l'allenatore Ruben Amorim ancora indeciso sul futuro di Højlund nel club inglese, le possibilità di un accordo aumentano. Curiosamente, il Manchester United è ancora interessato a Osimhen, il che potrebbe aprire la possibilità di uno scambio di giocatori. Tuttavia, le fonti indicano che un accordo diretto tra i due club non sarebbe semplice, poiché ognuno valuta i propri giocatori in modo diverso, il che potrebbe rendere difficile un accordo vantaggioso per entrambi. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi napoletani. Højlund sarebbe una buona scelta per sostituire Osimhen? Il Napoli dovrebbe insistere nello scambio con lo United o cercare un altro nome sul mercato? Lasciate un commento e partecipate alla discussione.